Veneto nella morsa del freddo e della neve. Il ciclone Morgana ha raggiunto il nord-est ed ora è alimentato dall'aria fredda proveniente dalla Russia. Abbondanti le nevicate in montagna e in regione già dal pomeriggio la neve ha raggiunto la pianura a Vicenza e nel Padovano. Ma l'allarme è per questa notte e per gran parte della giornata di domani, in quanto sono previste nevicate anche abbondanti in tutta la regione. La neve potrebbe scendere mista a pioggia, per questo la preoccupazione ora è per le possibili gelate. La Protezione Civile ha dichiarato lo stato di attenzione soprattutto per il pericolo ghiaccio. Di prestare attenzione in caso di nevicate, ma stare molto attenti in caso di abbassamento delle temperature sotto lo zero delle strade ghiacciate. Province, comuni e gestori della rete stradale pronti per l'emergenza delle prossime ore. Con i primi fiocchi i mezzi spargisale si sono messi al lavoro in gran parte del Veneto e per i comuni la spesa per predisporre il piano neve è molto ingente, specialmente in un periodo di crisi e di spending review. Siamo pronti per il piano neve da tempo, quindi speriamo però di non utilizzarlo perché questo comporta una spesa per il comune di oltre 20.000 euro. Intanto nei prossimi giorni le temperature caleranno sotto lo zero e per ospitare i senza tetto di notte rimarranno aperte le stazioni. L'ondata di maltempo che ha colpito la provincia e che è destinata a peggiorare nei prossimi giorni ha indotto diverse associazioni a interessarci, per quanto di nostra competenza, a agevolare o quantomeno invitare i vari clochard a rivolgersi a loro per ottenere ospitalità perlomeno durante la notte e avere un riparo dalle avverse condizioni meteo.